Tu come introdurresti questo video? Che l'introduzione che abbiamo fatto prima col ciao bellissimi non mi convince troppo. Andiamo a vedere gli orsi polari. Ciao bellissimi! Oggi abbiamo deciso di andare a vedere il fontanone di Goriuda sotto la neve. Intanto dobbiamo vedere se ci arriviamo, perché questa strada dicevano che era bloccata fino a poco tempo fa. Adesso sembra bella pulita, quindi lo scoprirete insieme a noi. E sono curiosissimo di vedere se l'acqua in qualche modo si è congelata, ma non credo, la portata d'acqua è tantissima, cioè sarebbe strano ma spettacolare. Hai mai visto il fontanone di Goriuda? Sì, ma mai con la neve. Sì, guarda che figata. È tutto ghiacciatissimo. Tra l'altro questa è la prima volta che vado in macchina con Elena che guida. Sono spaventatissimo. Arrivati! Vi ricordate questo posto? Qui è esattamente dove ho dormito la giornata in cui, mentre facevo il giro del Friuli in bicicletta, mi sono fermato al fontanone di Goriuda. E là invece c'è l'agriturismo dove abbiamo mangiato salsiccia e polenta. Giorno 4. Sbaraccato caffettino alla locanda di ieri e via. Andiamo a vedere il fontanone. Pronta? Via! Al freddo, al gelo e ai piedi bagnati. Meno 8 gradi. Facciamo il bagno. Magari ci pensiamo. Sono già stanco. Ma come? Abbiamo camminato 5 minuti. Il Covid. Ma quanto andrà avanti questa storia del Covid? Finché sarò stanco. Ok. Pensavo che la strada sarebbe stata più gna 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 gna. Più gna 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 gna. Pensavo che la neve sarebbe stata più soffice e quindi più difficile camminare. Invece è proprio un po' congelata, un po' battuta. Si vede che è passato qualcuno. E che ci sono meno 8 gradi. E che ci sono meno 8 gradi. Siamo già arrivati. Già, dopo un'ora di cammino. Un'ora? Un'ora. Sei stanco? Buono. Dovrebbe volersi poco, circa 5-10 minuti. Tac! Arrivati, che figata! Avete visto quanto ghiaccio? Ah no, aspetta che giro. Carino. Facciamo qualche foto artistica adesso? Ci proviamo. Hai già qualche idea? Un paio. Ok. Guardate che bel panorama. Ma che è quello? Sì, c'è tanto ghiaccio, Non ti vuoi intrufolare là sopra? Devo capire come fare. Che cosa vuoi, piccolo hobbit? Il tuo tesoro. Sì. Wow. Si pattina bene.
Stai camminando sull'acqua! Ma cos'è che avevi sognato stanotte? Spaccava il piatto e vivevo sott'acqua. Ma non era questo lago. Hai perso un guanto. Rifai la piroetta. Rifai la piroetta. Oh! Quindi il sogno non era un sogno premonitore. Non è finita la giornata. Hai ragione. E c'è un altro lago da vedere. E tocca a te. Cavolo. Mazzarola. Convertita la babbana. Adesso ha visto che non si muore, viene anche lei sul lago. Infatti ho detto, vengo ma vai prima tu. Ma sei professional tu, non vale? Sei troppo professional. Facevo sempre una volta. Mi hai detto? Non sul ghiaccio però. E signorina, quindi com'è camminare sul laghetto ghiacciato? Carino. Sotto al fontanone. Scusi, lei è ancora vivo? Cosa sta facendo esattamente? Vuole pulire il pavimento? Eh sì, così poi pattiniamo meglio. Ah, effettivamente potresti fare un tutorial per fare delle flessioni su un lago ghiacciato. Stai parlando dei piegamenti? Sì, quelli. Boh, ma è facile, cioè, bisogna solo mettere le mani qui. Adesso... No, non è così difficile. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, Dai che si e 7, scarica la batteria. 8. Cos'è che hai detto? Qual era il bellissimo finale per questo video che hai pensato? Che adesso dobbiamo proprio andarcene perché mannaggia, perché si sta sciogliendo tutto e se no rischiamo di avere qualche stalactite in testa.